Buongiorno a tutti, benvenuti in Consiglio regionale del Veneto per la presentazione di due eventi importanti che avverranno il fine settimana dell'8 e il 9 marzo. Nella provincia di Treviso, due attività, realtà storiche importanti, molto partecipate, molto conosciute, che già da diversi anni, tra l'altro, visto che si svolgono durante lo stesso fine settimana, hanno avviato anche un gemellaggio, un rapporto di amicizia. E parliamo della fiera di Bessica di Loria e dell'antica fiera di San Gregorio di Valdobbiadene. Per questo già da qualche anno, come Consiglio regionale del Veneto, sosteniamo queste due realtà, oltre che anche come Regione del Veneto, e abbiamo piacere anche di presentare ufficialmente, proprio qui nella nostra sede Palazzo Ferrofini, questo fine settimana importante trevigiano. La prima fiera che presentiamo è quella 46esima edizione della fiera di Bessica di Loria, un distretto del florivivaismo importante nel territorio della Bassa Trevigiana, conosciuto da tutti, una fiera che ha una particolare affluenza di migliaia di persone con più di 200 espositori, gestita dall'ente fiera di Bessica con la collaborazione poi anche del comune di Loria. Un ente fiera composto da volontari, da delle persone impegnate tutto l'anno per rendere al meglio questo fine settimana di divertimento e di una comunità che diventa un giardino fiorito, perché infatti il centro di Bessica diventa veramente un giardino con tutte le varie attività, dal concorso dei giardini proprio sul sagrato della chiesa di Bessica, ma anche a tutte le vie del paese che sono piene di espositori, ma oltre a questo vi sono anche tantissime attività collaterali che il presidente dell'ente fiera adesso ci presenta, alcune anche novità di quest'anno, perché oltre alle classiche mostra di artisti vari presso le scuole elementari, oltre anche al modellismo agricolo che è in Villa Baroni, oltre alla la mostra anche delle 500 storiche, tante altre realtà con anche appuntamenti anche per i giovani interessanti, perché diventa proprio una comunità che si aggrega con tanti valori insieme. Quest'anno ci sono anche qualche chicca nuova che dopo appunto sentiremo, come una zona per l'ipoterapia, ma anche per agevolare anche i tantissimi numerosi migliaia di visitatori anche un trasporto col trenino d'otto, che è una cosa anche simpatica, perché tutte queste migliaia di persone, i parcheggi sono abbondanti e quindi non vi spaventate, però magari può essere anche da agevolare qualcuno, e quest'anno c'è questa anche novità. Quindi io invito il presidente dell'ente fiera, Stefano Carlesso, ad intervenire e presentarci un po' la fiera di Bessica. A Bessica, 46esima Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo. Sabato 8 e domenica 9 marzo. Grande esposizione e varietà di piante e fiori. Area artigianato, area giovani con Ama Festival, no brand e da sbronzatissimi. Mostra Fiat 500, mostra di pittura Artez, i mercati di campagna amica della Coldiretti e animazione con Radio Peter Pan. Fiera di Bessica, 8 e 9 marzo. Sì, allora buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Silvia Rizzotto per questa ospitalità insieme a Tommaso Razzolini, grazie mille. Ringrazio tutti i componenti dell'ente fiera che sono qui presenti oggi con me a appunto inoltrare questa 46esima fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo. Come diceva Silvia, sì, siamo giunti alla 46esima e come tutti gli anni in cui siamo organizzatori tendiamo infatti a vedere come vanno le influenze generali, quindi a cercare di ammodernare quello che è la fiera stessa perché sia sempre al passo coi tempi. Tra le cose che abbiamo introdotto quest'anno, come diceva Silvia appunto, il discorso dell'ipoterapia con un percorso con i cavalli e i pony per adulti e piccini. Ci sarà un'area dedicata agli espositori di Artez di Tezze sul Brenta, dove esporranno delle sculture, delle pitture insieme ai loro artisti. Avremo un'area dedicata ai ragazzi delle scuole medie che esporranno i loro lavori riguardanti l'ecologia e comunque un'esperienza che sicuramente hanno fatto in fiera con i genitori, e tutto questo coadiuvato
da un grosso contributo di Banca delle Terre Venete, di cui siamo in stretta collaborazione. Non per ultimo, anche in Villa Baroni, la nostra villa restaurata di recente, abbiamo il modellismo agricolo, e poi abbiamo quest'anno una novità, in collaborazione, una bellissima collaborazione con uno dei festival più grossi del Veneto, che è Ama Festival, dove proporremo un aperitivo molto giovane con area food, beverage e musica il sabato e anche la domenica, con dei format molto famosi, e quindi insomma anche questo è un inizio di collaborazione. Speriamo nel bel tempo, visto che l'anno scorso abbiamo avuto un po' di sfortuna la domenica, e speriamo di rifare le centinaia di migliaia di persone che abbiamo sempre fatto e che vada tutto bene. Ecco. Ringrazio ancora e buona giornata. Grazie Presidente, e tra l'altro anche le novità, che prima avevo detto ce n'è qualcuna anche quest'anno, vi è anche, mi pare, anche una sensibilizzazione sulla gestione anche dei giardini, mantenerli bene, mantenerli al verde, quindi anche questa è una bella novità che è stata introdotta. Dopo la fiera di Bessica, adesso mi hanno detto c'è l'ente fiera che la gestisce, però una grande collaborazione con l'amministrazione comunale, soprattutto in questi ultimi anni, e quindi saluto ed invito ad intervenire il sindaco di Loria, Alberto Battistella, che tra l'altro è sempre stato anche componente dell'ente fiera di Bessica e conosce molto bene questa realtà, e molto appassionato anche di florivivaismo. Prego, sindaco. Grazie Silvia, buongiorno a tutti quanti. Effettivamente come amministratore in carica in questo momento del Comune di Loria, per me è molto facile presentare e sponsorizzare la nostra fiera delle piante, in quanto essendo io stato uno dei promotori di questa iniziativa assieme ancora tantissimi anni fa quando è partita, insomma per me la fiera è un po' come una cosa che ho visto crescere da sempre. Effettivamente come amministrazione comunale per noi è diventata un fiore all'occhiello, perché permette di far conoscere il nostro territorio e le nostre peculiarità florovivaistiche un po' in tutta la regione, e quindi siamo conosciuti soprattutto per questa tipologia di attività che abbiamo nel nostro territorio. Con questa fiera siamo in grado di portare parecchie persone a visitare il nostro territorio e effettivamente a far conoscere le nostre aziende, le nostre attività florovivaistiche in tutto il Veneto. I nostri operatori poi ovviamente non solo durante la fiera delle piante di Bessica, ma durante tutto l'anno, girando per i vari mercati, per i varie fiere che ci sono in tutto il Veneto, portano poi queste attività a far conoscere appunto in tutto il territorio. Come amministrazione collaboriamo appunto con l'ente fiera praticamente da tantissimi anni, e appunto sponsorizziamo anche con un contributo tale iniziativa, oltre che a mettere a disposizione nel periodo fieristico del nostro personale e le nostre strutture, anche per appunto far sì che questa manifestazione abbia la massima visibilità e il massimo risultato. Ovviamente confidiamo sempre nel bel tempo, perché l'anno scorso sappiamo di essere stati un po' sfortunati con il tempo, ma quest'anno dobbiamo recuperare e far sì che le migliaia di visitatori che aspettiamo trovino una condizione favorevole, e quindi niente, vi aspettiamo numerosi a questa manifestazione, e ringrazio ancora Silvia Rizzotto e Tommaso Razzolini di averci dato l'opportunità di presentare questa nostra iniziativa in un contesto così ampio quale è appunto il Palazzo regionale. Niente, grazie ancora e vi aspettiamo. Grazie Sindaco, la collaborazione con le istituzioni è importante, anche perché per fare questo tipo di attività saranno anche tante persone, tanti volontari. Componenti dell'ente fiera non sono tantissimi, però durante questo fine settimana
dell'8 e del 9 di marzo ci saranno decine e decine di persone che si danno da fare, che si impegneranno per aiutare e collaborare, e come abbiamo sentito anche il comune. E sarà un fine settimana divertente anche musicalmente parlando, perché c'è sempre anche la collaborazione anche con le radio, mi pare Radio Bella e Monella e Radio Birichina anche, quindi è sempre anche un clima molto bello, allegro. E stesso fine settimana però vi è un'altra importante antica fiera, che è l'antica fiera di San Gregorio di Valdobbiadene, e qui lascio la parola al mio collega Tommaso Razzolini. Grazie Silvia, è un piacere questa sinergia tutta trevigiana con la collega Rizzotto per mettere appunto in luce e valorizzare due fiere, quella di Bessica a Loria e quella di San Gregorio a Valdobbiadene. Due fiere che nello stesso periodo, perché appunto Bessica l'8 e il 9, San Gregorio l'8, il 9 e il 10, al posto diciamo di farsi battaglie in maniera amichevole per portare più persone, più presenze nella propria fiera, hanno voluto fare un gemellaggio, una sinergia per cercare appunto di portare sempre più persone nell'area trevigiana, prima Bessica e poi a Valdobbiadene. Quindi questo è lo spirito giusto che da qualche anno si portano avanti con le due fiere, che rivestono anche un ruolo importante per quello che è l'attività economica, oltre che quella culturale e delle tradizioni del nostro territorio. L'antica fiera di San Gregorio, ringrazio qui il sindaco Luciano Fregonese, il sindaco di Valdobbiadene, l'assessore all'agricoltura Mario Piccolo, oltre che Mauro Tonello, uno degli organizzatori della fiera di San Gregorio. Ringrazio anche le associazioni di categoria, la CIA qui presente, ma anche Coldiretti e Confagricoltura, che comunque sostengono questa fiera. Perché poi in queste occasioni è lo spunto per fare anche una discussione, approfondire certi temi, certe magari problematiche attuali che oggi rivestono nei nostri settori, e quindi tante iniziative organizzate, convegni a riguardo per discutere. Ma poi la fiera vuole essere anche un punto di incontro tra i tanti produttori, tra i cittadini, tra gli appassionati e chi appunto vuole spendere un po' del proprio tempo in mezzo alla gente, in mezzo anche a un sano divertimento. Ci saranno varie attività. Penso alla banda cittadina che aprirà domenica con l'amministrazione, con tutti i rappresentanti della fiera appunto San Gregorio, ma penso anche alle attività del coro Valdobbiadene, un coro fatto anche da tanti giovani che porta avanti le tradizioni del canto popolare, quindi proprio per questo lo voglio collegare anche a questa presentazione, perché San Gregorio prima di tutto è tradizione, e poi tante altre iniziative che lascerò al sindaco Fregonese elencare e portare avanti. Ecco, quindi sicuramente questo vuole essere un bel momento di presentazione. Ringrazio anch'io i tanti volontari impegnati sia a Loria che a Valdobbiadene, perché senza di loro questo appunto non potrebbe essere possibile. Ci auguriamo in un bel tempo che possa contornare al meglio questo fine settimana e questo lunedì di sagre, e ringrazio ancora la collega Rizzotto per la condivisione, e che questo appunto possa far squadra e continuare in questo percorso per entrambe le fiere, per entrambi anche i settori che le fiere vogliono rappresentare e portare avanti. Grazie. Grazie al collega Razzolini. Allora, come detto, l'antica fiera di San Gregorio, in questo caso un ruolo fondamentale, centrale, lo ha l'amministrazione comunale, quindi viene organizzata e gestita direttamente anche con delle partnership dal comune di Valdobbiadene. Valdobbiadene in realtà bella, meravigliosa, stupenda, e non è solo prosecco, ma è piena di tante ricchezze. La parola al sindaco Luciano Fregonese. Grazie consiglieri Silvia Rizzotto e Tommaso Razzolini per averci anche quest'anno ospitato, dato la possibilità qui nella sede del Consiglio regionale di presentare le nostre fiere e rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione che ormai da 7 anni esiste tra le amministrazioni di Valdobbiadene e Loria, e saluto il sindaco Alberto e tutta l'amministrazione comunale, e con l'ente Fiera saluto Stefano Carlesso e tutti i collaboratori all'interno dell'ente. Una collaborazione importante, perché sapevamo già entrambi di portare avanti delle fiere di grande qualità, di livello, insomma, molto importanti, ma il fatto di poterle promuovere assieme e avere anche un
un riconoscimento importante da parte della Regione e del Consiglio regionale, come dire, ci dà da un lato uno stimolo ulteriore a far sempre il meglio possibile, ma ci sta dando anche una visibilità importante, che è il giusto riconoscimento a tutti coloro che nelle nostre fiere vengono di fatto per lavorare. A Valdobbiadene abbiamo più di 300 espositori durante i 3 giorni e per loro è un lavoro importante in quei giorni, ma per tutto poi l'anno. È anche un momento di svago e divertimento per famiglie, per bambini e anche per adulti, con gli intrattenimenti musicali che abbiamo o culturali all'interno della fiera. Una grande collaborazione a Valdobbiadene c'è sempre stata con le associazioni di categoria, in primis le associazioni di categoria agricole, CIA Coldiretti Confagricoltura, che oggi sono qui presenti e ringrazio, che durante i 3 giorni sono presenti sia in piazza Marconi, nella cittadella delle piccole produzioni locali, che è una eccellenza, come ha detto il consigliere Rizzotto, molto, molto importante per Valdobbiadene, che deve essere sempre valorizzata e riconosciuta, perché è una delle ricchezze del mondo agricolo di tutto il Veneto, e quindi presenti sia in piazza Marconi, ma presenti anche con i convegni. Anche quest'anno le 3 associazioni di categoria hanno organizzato un convegno assieme, tra di loro, assieme anche al Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene di OCG, un importante convegno che tratta i temi della malattia peronospera, ma insomma in generale delle malattie che colpiscono la vite, con come dire, una volontà di divulgare quelle informazioni all'interno degli associati e degli agricoltori, fondamentali per mantenere un'altra eccellenza, appunto, che è quella del Valdobbiadene di OCG, che richiede grande impegno, grande lavoro, soprattutto nelle difficoltà che la natura può dare. Abbiamo anche la collaborazione con Confartigianato, presente anch'essa in piazza Marconi, con le esposizioni di artigiani, e anche a un convegno che sarà fatto sull'intelligenza artificiale applicata sia all'artigianato che al turismo. Collaborazioni con le associazioni di territorio, insomma è una fiera, un evento pluricentenario che porta appunto più di 100.000 persone, organizzato dal Comune, ma che senza la collaborazione con le associazioni di categorie, con gli sponsor molto importanti e con le associazioni di volontariato non potrebbe essere come dire, gestito in una maniera in cui viene fatto ogni anno. Abbiamo quasi un centinaio di volontari che lavorano anche per la gestione della sicurezza e perché tutto vada a buon fine. Anche quest'anno, come ogni anno, avremo l'esposizione di coltelli a Palazzo Piva, esposizioni, intrattenimenti in Villa dei Cedri con la personale mostra di pittura Caretil di Italo Gerlin, un artista locale di Valdobbiadene che ha 104 anni, e quindi che è un esempio e un'ispirazione per noi, insomma, con tutto quello che ha fatto nella sua vita. E ci sarà una novità quest'anno, il sabato pomeriggio alle 14:30, con partenza arrivo da piazza Marconi, la passeggiata col sindaco, quindi siete tutti invitati, anzi in primis Stefano e Alberto, siete invitati alla camminata col sindaco a Valdobbiadene, e verremo a fare una camminata anche in Comune Loria molto volentieri, e questo sarà, speriamo, un ulteriore motivo per rafforzare questo rapporto, che è sì di amicizia ma in realtà è di lavoro, perché abbiamo tutti la voglia e il dovere di fare il meglio che possiamo, e se dalla sinergia si riesce anche a fare quel passo in più che tutti si aspettano, credo che facciamo il nostro dovere pieno. Quindi grazie ancora per questa opportunità che la Regione, con i consiglieri Silvia Rizzotto e Tommaso Razzolini, ci stanno dando. Grazie Sindaco.
Ho notato che non ha invitato me però a fare la passeggiata col sindaco, ma conosce la mia pigrizia, forse non importa. Quindi avete sentito tante attività che uniscono praticamente il florivivaismo, ma anche il vino, l'enogastronomia, l'arte, l'artigianato, tante iniziative e che iniziano giovedì 6 marzo a Bessica di Loria in Villa Baroni con un convegno semplicemente verde che è sulla sicurezza delle aree attrezzate ad accesso libero e poi proseguirà quindi il sabato, la domenica a Bessica e anche il lunedì a Valdobbiadene. L'inaugurazione di entrambe queste fiere sarà domenica 9 marzo alle ore 9:15 a Bessica di Loria e alle ore 11 a Valdobbiadene e come di consueto parteciperà a queste inaugurazioni anche il nostro presidente Luca Zaia. Confidiamo chiaramente che sia un bel fine settimana di allegria, di divertimento ma anche di bellezza perché parliamo di veramente delle nostre eccellenze del territorio. Benvenuti quindi tutti a Bessica e a Valdobbiadene, vi aspettiamo quel fine settimana. Grazie a tutti. Foto di gruppo.